Allora, siamo col notaio Nicola Cassano. Parliamo di questo convegno di venerdì all'Aula Magna del Bo, legalità e sviluppo economico. Ci saranno degli ospiti, degli interlocutori sicuramente interessanti, importanti. Sì, sono personaggi di calibro e spessore effettivamente elevato, sono personaggi noti anche al pubblico normale, perché c'è appunto Don Ciotti, che è il presidente dell'Associazione Libera, che è personaggio noto nel mondo della legalità e il suo cavallo di battaglia. Poi abbiamo l'onorevole Casellati, che adesso è il membro del Consiglio Superiore della Magistratura, il presidente Calogero, che è stato per Padova un elemento importantissimo negli anni 70 e che tutti quanti ovviamente conosciamo e ricordiamo. Poi il dottor Zoppas, che è il presidente di Confindustria, e il professor De Cristoforo, che è un emerito professore ordinario dell'Università di Padova. Quindi sono personaggi assolutamente qualificati per poter parlare di legalità, ma in realtà per noi è anche l'occasione per presentare un nostro intervento, diciamo, con una presentazione di una borsa di studio a favore di uno studente dell'Università di Padova, che prevede il pagamento delle spese universitarie per il primo anno. Ovviamente non necessariamente legato a persone di Padova, ma agli iscritti dell'Università di Padova. Quindi per noi è anche, come dire, un'occasione di orgoglio, anche perché facciamo qualcosa anche per gli altri, per dimostrare, insomma, che il notariato non è soltanto egoista, ma è anche altruista. La gente non ci conosce bene per quello che facciamo. Noi abbiamo, cioè il legislatore ci ha delegato delle competenze molto importanti e noi le svolgiamo nell'interesse dello Stato, del pubblico, dell'impresa. E quindi noi cerchiamo di svolgere, ecco, dovremmo forse sì farci conoscere meglio, spiegare alla gente che cosa facciamo, e questo è anche un motivo per cui ci siamo messi insieme, perché vogliamo, attraverso proprio tra di noi nel collegamento, diciamo, quotidiano, nei confronti degli altri, attraverso incontri, convegni, consulenze, perché noi ci muoviamo, andiamo presso magari enti, associazioni, siamo a disposizione del pubblico.